2 squadre, composte ognuna da 5 angeli della città, saranno operative per le strade di Padova a partire da questa sera per 2 volte a settimana. Riconoscibili dal basco blu e dalla giubba rossa, simboli delle forze di pace dell'ONU, sbarcano nel capoluogo euganeo dopo aver superato una selezione tra 21 aspiranti e partecipato ad un corso di formazione che li ha impegnati per 2 mesi, dove hanno appreso competenze di primo soccorso, nozioni giuridiche e elementi di difesa personale. L'obiettivo dei volontari dell'associazione, presente in 18 città italiane, sarà quello di intervenire in situazioni di emergenza in strada a servizio dei cittadini e degli emarginati. Diamo gratuitamente il nostro supporto a tutte le persone che hanno bisogno, quindi dai tossicodipendenti ai clochard o anche ai cittadini semplici che hanno bisogno di informazioni o di un sostegno di qualunque tipo d'emergenza, perché possiamo intervenire a fronte di un ferito piuttosto che di un'aggressione, chiaramente poi chiamando le forze dell'ordine. Tra gli angeli padovani c'è anche un volontario emigrato, un giovane turco, e a coordinarli è Patrizia Peruzzo con lo pseudonimo di Nikita. C'è questo corso che ci dà la possibilità di capire come comportarsi in caso di primo intervento medico e veterinario anche.